medici in collegamento che possono aiutarci. Abbiamo anche una farmacia a bordo con dei medicinali. Over. Abbiamo internet, quindi possiamo mandare email, possiamo chiamarli proprio come se fosse un normale telefono, e una volta a settimana facciamo delle videoconferenze in cui noi possiamo vedere loro e loro possono vedere noi. Over. C'è una stampante 3D a bordo della NASA e proprio nella settimana scorsa abbiamo stampato una trentina di campioni. Addirittura molto meglio di quanto dormivo a terra. Over. Per esempio il primo esperimento che ho fatto io quando sono arrivata a bordo era proprio un esperimento volto a capire come il cervello adatta le proprie strategie del controllo dell'equilibrio e del movimento alla condizione di assenza di peso. E le ricadute in campo medico potrebbero esserci per esempio nel campo della riabilitazione di persone che dovessero subire per esempio a causa di un incidente o di un cancro un danno cerebrale. Qui tutti quanti fanno tutto, quindi puoi fare un esperimento scientifico, puoi fare